Non si sono svolti funerali pubblici a Licata per le vittime della strage di Contrada Safarello del 26 gennaio scorso, quando Angelo Tardino, di 48 anni, ha ucciso a colpi di pistola il fratello Diego, 44 anni, la cognata Alessandra Ballacchino, 30 anni, i due figli della coppia e i suoi nipoti Alessia, di 15 anni, e Vincenzo, di 11. L'uomo si è quindi poi suicidato. Alle 11 di ieri si è volta la sola benedizione delle bare nel cimitero di Licata, così ha deciso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Agrigento, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Dopo il dissequestro delle salme disposto dalla Procura di Agrigento, si è organizzato un funerale in piazza a Licata, ma il Comitato invece ha deciso, per evitare rischi e mantenere l'ordine pubblico, di vietare la celebrazione della messa. Alla cerimonia hanno partecipato soltanto i parenti delle vittime, inserite in un apposito elenco in fase di stesura, fatto dalla Questura di Agrigento. Abbiamo voluto evitare problemi di ordine pubblico, così ha dichiarato il Questore. Intanto sentiamo una dichiarazione dell'Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano. Abbiamo benedetto le salme, abbiamo ricordato con la benedizione l'acqua del battesimo, sacramento nel quale siamo tutti battezzati, morti e risorti con Cristo. Allora questi nostri fratelli, queste nostre sorelle, Alessia, Vincenzo, la mamma Alessandra, Diego, sono viventi in Cristo Signore. E questa è la nostra fede, e questa fede va detta anche in momenti non solo tragici, drammatici, come quello che stiamo vivendo qui in questi giorni. Abbiamo fatto una piccola celebrazione esequiale, così come è previsto dal rito delle esequie. Il funerale, come dire, pubblico con la celebrazione eucaristica è stato deciso di non farlo. Questo io non so cosa dire. Con il parroco, con i due parroci, siamo venuti qui a incontrare la famiglia, abbiamo, ripeto, pregato con loro, abbiamo fatto una posta del rosario. Il rosario ci mette sempre in quella devozione mariana che è trasversale a tutti i credenti, senza distinzione, praticanti, non praticanti, cioè, veramente Maria, la Madre del Signore, è percepita come la Madre nostra. Quindi questa condivisione di una parte del rosario, non tutto, no? Che abbiamo fatto con i familiari qui presenti, i familiari di Alessandra, i familiari di Diego. C'è un intreccio di relazioni familiari e c'è un unico, come dire, uno denominatore comune in questi casi della preghiera, che è appunto la figura di Maria. E quindi abbiamo pregato con le Ave Marie, con il Padre Nostro e poi con la celebrazione esequiale prevista dal rito.